Questo guardiano della preistoria ci ricorda l'organizzazione del territorio di una società prevalentemente agricola e pastorale. Tra queste terre senza tempo, Oriente e Occidente si sono fusi, diventando una cosa sola, grazie al fiore dello zafferano. Conosciuto da millenni nelle zone del Mediterraneo e in Asia, lo zafferano lo si ritrova in pitture e decorazioni del XVI secolo a.C. Ma è con gli arabi, dopo l'XI secolo, che questa coltura si propaga in Europa. Infatti, la parola zafferano deriva dal termine arabo za'afaran, che significa colore giallo. In Sardegna la pianta viene introdotta nel IX-X secolo, quando nell'isola si diffonde il monachesimo basiliano. A San Gavino Monreale, nel convento di Santa Lucia, fondato dai seguaci di San Basilio, già si fa uso dello zafferano per colorare tessuti, dipinti e per motivi liturgici. Il primo attestato che rimanda allo zafferano sangavinese è del 1539. L'atto certifica che un ciabattino di San Gavino, avendo acquistato da un commerciante cagliaritano una fornitura di rotoli di tela, si impegnava a pagare 4 libbre di zafferano ricavato dalla raccolta della prossima fioritura. Da allora il legame con le risorse della terra si consolida più che mai nei secoli, con una straordinaria produzione diventata di nicchia, lo zafferano. Inoltre, la continuità della civiltà contadina favorisce a San Gavino lo sviluppo di un originale artigianato edilizio, la costruzione delle case con mattoni crudi. Una tradizione legata alla manipolazione dell'argilla, impastata con paglia per confezionare i lardini, cioè i caratteristici mattoni non cotti. Una scenografia familiare ormai abbandonata e che il tempo va sgretolando.